commedia Pasquale e le sue donne è una brillante commedia musicale in due tempi e della durata di circa 2 ore, la cui vicenda si svolge al porto di Napoli. Pasquale, personaggio eminente del quartiere, amato e sospirato da tutte le donne ed invidiato dagli uomini, controlla tutta l'attività portuale. È solito frequentare una taverna che affaccia sul porto, gestita da una sua vecchia fiamma di nome Assunta, che spera ancora di rientrare nelle sue grazie. Altro personaggio della vicenda è Raffaele, proprietario di una barca da pesca, sottomesso da Pasquale, ma in continuo rivaleggiare con lui nel tentativo di primeggiare anche nel confronto delle donne. Nel porto si aggira Fraschita, una zingara spagnola che si guadagna da vivere con espedienti vari e che spera inutilmente di far breccia nel cuore di Pasquale, al quale, tra l'altro, non è sfuggita alle sue attenzioni Manuela, la servetta della taverna. Il tutto si movimenta quando Caroline, una bella e ricca straniera dall'oscuro passato, giunge a Napoli e subito suscita l'interesse di Pasquale. Tutta la vicenda si svolge sotto gli occhi attenti di Filomena, anch'essa vecchia fiamma di Pasquale, che però è stata ricambiata del suo amore con un semplice banchetto per la vendita delle limonate. Dopo varie situazioni ricche di intrecci amorosi e di colpi di scena, la storia si conclude naturalmente con un lieto fine. La vicenda, comunque, è un pretesto per proporre nel corso dello spettacolo tantissimi brani musicali tratti dal repertorio classico napoletano, internazionale ed operettistico. Oh, che tu la so sincera, come quando mi incontraste, come quando mi diciste, voglio bene spandere.
o mia prescritta